Sì, ma siamo noi che dobbiamo tanto a Menfi, quindi la cosa è totalmente reciproca. Sì, in effetti in questi anni sono successe tante cose a Menfi, dagli inizi di un territorio che aveva nella cooperazione il suo cavallo di battaglia, ma in un'azienda che aveva sempre lavorato per fare innovazione, che era appunto la Sette Soli. È nato attorno un territorio, un gruppo di aziende, tra cui noi, che abbiamo avuto sicuramente un ruolo anche importante, che ha veramente cambiato un po' il vino siciliano. Prima negli anni '80, quando tutti estirpavano vigneti, questo territorio invece piantava vigneti con un occhio alla sperimentazione, con un occhio lunghissimo, perché quando tutti estirpavano qui si piantavano varietà sconosciute per quei tempi. Poi da lì è nato tutto un lavoro importantissimo che non si è fermato alla viticoltura, ma è andato avanti all'enologia, con l'arrivo di tecnici da tutto il mondo che hanno arricchito veramente il territorio. E quindi poi, insomma, accanto poi al lavoro della Sette Soli c'è stato anche il successo delle aziende del luogo, che hanno avuto, direi soprattutto all'inizio, nell'innovazione, un aspetto fondamentale nel fare cose che gli altri non facevano in tanti aspetti del vino. Quindi sono stati 30 anni di lavoro lunghi, ma belli, che culminano ora anche con un riconoscimento per Menfi di città del vino, che è una cosa veramente importante, che riporta un po' Menfi sotto l'attenzione, con l'attenzione che merita, dire, nel mondo del vino. Abbiamo avuto una grandissima fortuna di avere tra noi nel mondo del vino Diego Planeta, una grande personalità, un uomo che riusciva a vedere sempre avanti e leggere il futuro con grandissimo anticipo. Oggi sicuramente c'è tanto da fare, bisogna lavorare sui nostri vitigni autoctoni, selezionarli, dare alle aziende la possibilità di piantare del materiale sano e selezionato che possa produrre delle uve per migliorare la qualità ancora di più dei nostri vini. Il percorso, grazie ai grandi uomini che ci hanno preceduto, è iniziato. Dobbiamo soltanto continuare a lavorare sodo per il futuro migliore della nostra viticoltura. Ma guarda, è importante, oggi intanto sono qui con grande piacere incontrare anche l'amministrazione comunale e tanti amici che amano questa comunità e questo territorio. Devo dire che questi sono dei momenti in cui attraverso i prodotti siciliani si rievocano le culture, le tradizioni di un territorio e si fa un'attività di promozione che è importante, perché l'attività di promozione indubbiamente riesce a rafforzare il sistema di competitività delle nostre aziende, delle aziende siciliane che hanno grandi eccellenze da questo punto di vista, soprattutto sul campo dei vini. Per cui sono qui con grande piacere, il nostro assessorato ha sostenuto questo momento, questa manifestazione. Devo dire che è un modo per rievocare e per far conoscere la cultura e le tradizioni locali di un territorio che è molto importante, di un territorio che per quanto riguarda il vino è veramente all'avanguardia. Sì, certamente l'obiettivo della Fondazione è stato quello del coinvolgimento dell'intera comunità, con tutti gli ambiti che rappresentano, il sociale, il mondo dei ragazzi, in particolare per i giovani, tutto ciò che ha a che fare con la produzione del vino, visto diversi ambiti, ma allo stesso tempo la possibilità di promuovere un territorio, perché sostanzialmente in un calice di vino c'è la storia di un paesaggio, di un territorio, di un'economia, di una comunità. Pertanto grazie a questa collaborazione della Fondazione, che in prima battuta è stato l'ente che ha promosso il dossier, che è stato presentato a livello nazionale all'Assemblea dell'Associazione Italiana del Vino per il 2023, tant'è che Menfi ha ottenuto questo riconoscimento. Allo stesso tempo abbiamo strutturato la Fondazione con un CDA
dove i vari componenti rappresentano appunto, sono i referenti, le attività produttive che insistono nella comunità di Menfi, e anche abbiamo una componente del mondo didattico della scuola, Strade del Vino. Nello stesso tempo è stata mia volontà, con questa collaborazione tra di noi, nominare un coordinatore, che è il nostro giornalista. Mi pregio anche di nominarlo perché effettivamente ha collaborato, è stato, diciamo, colui che ha coordinato tutte le attività di tutto quest'anno. È stato un modo per raccontare Menfi, è stato un modo anche per informare tutto quello che può rappresentare il mondo del vino, e poi vorrei anche aggiungere che all'interno abbiamo anche una componente Donne del Vino, che è un'associazione a livello regionale e nazionale, organizzato e realizzato e con all'interno come componenti le donne nel mondo, come imprenditrici, come giornaliste, tutte che portano avanti il messaggio di un'attività produttiva che chiaramente merita un prodotto di nicchia che è il nostro vino, per fare conoscere la nostra realtà. Bellissimo.